Maxi sequestro da oltre 9 milioni di euro eseguito dalla Guardia di Finanza del Comando Regionale Lazio nell'ambito di un'indagine su una presunta frode legata ai bonus edilizi. Il provvedimento disposto dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Roma ha riguardato 3 persone ritenute riconducibili a un articolato sistema illecito. I finanzieri hanno sequestrato 26 immobili tra Roma e provincia, 17 auto di lusso, 3 società di capitali, una delle quali di diritto rumeno, quote societarie, conti correnti, cassette di sicurezza e altre disponibilità finanziarie, per un valore complessivo superiore ai 9 milioni di euro. Secondo gli investigatori, il principale destinatario della misura sarebbe un soggetto ritenuto socialmente pericoloso in considerazione del suo profilo criminale, dei redditi dichiarati ritenuti incompatibili con il patrimonio accumulato e del sospetto che vivesse abitualmente grazie ai proventi di attività illecite. L'inchiesta è stata sviluppata dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Viterbo e dal gruppo della Guardia di Finanza di Frascati. Le indagini hanno preso avvio dagli accertamenti su una società con sede nel Viterbese e su alcuni cittadini rumeni residenti nel sesto municipio di Roma. Gli approfondimenti investigativi avrebbero consentito di ricostruire un sistema fraudolento basato sulla creazione di crediti di imposte inesistenti legati ai cosiddetti superbonus. Attraverso la piattaforma telematica dell'Agenzia delle Entrate venivano comunicati crediti fiscali relativi a lavori di ristrutturazione mai eseguiti. Le società coinvolte, secondo quanto emerso dagli accertamenti, erano prive di strutture, personale e mezzi adeguati per svolgere attività edilizia. Inoltre, numerosi cittadini residenti in diverse province italiane sarebbero risultati intestatari dei lavori senza esserne a conoscenza, non avevano commissionato alcun intervento e ignoravano completamente l'esistenza delle pratiche avviate a loro nome. I crediti fiscali fittizi sarebbero stati poi ceduti a Poste Italiane e trasformati in liquidità. Parte delle somme, secondo gli investigatori, sarebbe stata utilizzata per acquistare immobili e beni di lusso, un'altra parte trasferita su conti bancari in Romania e la restante redistribuita ad altri indagati o soggetti collegati. Le indagini patrimoniali hanno inoltre permesso di individuare una rete di presunti prestanome ai quali risultavano formalmente intestati immobili e veicoli di ingente valore economico, ma che sarebbero stati nella reale disponibilità del principale indagato. Durante le operazioni è emersa anche un'ulteriore irregolarità. Uno degli immobili, censito al catasto come terreno, si è rivelato essere una villa completa di ogni comfort realizzata, secondo gli accertamenti, in violazione della normativa edilizia. L'immobile è stato quindi sottoposto a sequestro e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria. I beni sequestrati sono stati affidati a un amministratore giudiziario nominato dal Tribunale di Roma. Alle operazioni hanno partecipato, oltre ai militari del nucleo PEF di Viterbo e del gruppo di Frascati, anche le unità cinofile del gruppo di Fiumicino e il personale specializzato ATP del gruppo di Viterbo.